Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda questa edizione particolare del pomeriggio dedicata interamente all'ondata di maltempo che sta interessando da questa notte il Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto partiamo dagli aggiornamenti. A causa dell'alta marea e delle precipitazioni, nella mattinata in località Palazzato, nel territorio comunale di Fiumicello, Villa Vicentina, le acque del canale Tiel sono esondate, superando un argine e andando ad allargare le campagne circostanti condotte a colture. Sul posto stanno operando tuttora i funzionari della Protezione Civile della Regione insieme ai volontari comunali per la consegna di sacchetti di sabbia da posizionare sopra l'argine in modo da contenere il fenomeno di esondazione. A supporto anche gli operai del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Intanto il vento forte sta facendo le sue, si sta facendo sentire in particolare nell'area orientale del Friuli, alberi pericolanti e caduti in particolare a Podresca in comune di Prepotto, interdetta la circolazione a scopo precauzionale. La squadra manutentori del comune e i volontari della protezione civile sul posto per fortuna non si segnalano feriti. Il tutto è stato comunicato direttamente dal primo cittadino. Sulle immagini che ci sono giunte da questa mattina facciamo un po' il riepilogo per quanto riguarda questa ondata di maltempo nelle altre zone della regione Friuli Venezia Giulia. Acqua alta oltre le previsioni a grado, in particolare nella zona del porto e fino al punto del ponte girevole che collega ad Aquileia. Il collegamento non è praticabile, mentre all'isola della Schiusa il livello dell'acqua è a bordo banchina. A Lignano, con l'alta marea, l'acqua è uscita a Marina 1 ma non desta problemi, mentre il porticciolo dei residenti è sotto monitoraggio per l'approssimarsi del picco. A Duino la marea è uscita al villaggio del pescatore ma è stata contenuta dalle barriere di protezione. A Muggia, Piazza Sauro allagata con interessamento delle residenze locali, comunque protette da paratie preventivamente installate. A Trieste si segnala acqua di ristagno sulla careggiata lungo il mare. Nessun problema invece a Monfalcone, dove la marea è uscita solo nella zona del Porticciolo. I livelli dei corsi d'acqua regionali sono attualmente sotto livello di guardia. Le precipitazioni nelle ultime 6 ore sono state intense ma non eccezionali. Si registra vento forte ma senza danni particolari. Da inizio allerta hanno operato 61 volontari e 25 mezzi dei comuni interessati per interventi e monitoraggi sul territorio. Intanto le immagini sono state inviate da Marco Lenna, sindaco di Forni di Sopra, nevicate abbondanti sull'arco alpino della regione. Tutte le località sciistiche si sono svegliate imbiancate, tra cui anche la zona di Tarvisio, seppur a 600 metri. Chiaramente l'ondata di maltempo continua, il monitoraggio da parte della protezione civile è sempre costante, c'è un'allerta gialla per quanto riguarda le prossime 36 ore, in particolare sott'occhio la zona costiera per probabili fenomeni di acqua alta. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione speciale dedicata al maltempo. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.